Proloco Dol, di nome di fatto. No, Proloco Pinciano. Proloco Pinciano. Sì, perché poi c'è un Proloco Dol è proprio l'origine di tutto, ma è un'altra azienda, è quell'azienda di Vincenzo Mancini. Ci vuole una gaffa per iniziare. No, certo. abbiamo fatto la gaffa peggiore che potesse fare, perché comunque le Proloco si vogliono tutte bene, cioè ognuna ha il suo territorio. Voi state praticamente, uno dice Proloco Pinciano, stiamo Villa Borghese. Sì. Diciamo che il territorio progettuale è lo stesso. Questa è, intanto abbiamo non Caduta Prin, ma Gastone Pierini. Gastone Pierini. C'è una certa somiglianza. No, ho avuto il dubbio, ecco, quindi. Qualcosa ci sarà. Poi abbiamo Fiorentina Ceres, che lo sappiamo di che squadra è, e si mangia carne, non lo sappiamo, non lo so, poi ce lo spiega. Napoli, Forza Napoli, bene. E Gianni Di Lallo. Ecco qua, questi sono i nostri. Le matrici sono Roma, I nostri. Campania e Molise. Ecco qua, vediamo se riusciamo a abbracciare, fatica, magari vi avvicinate. Io mi metto in disparte chiaramente, perché loro sono la Proloco Pinciana, anche perché io pensavo fosse una cosa unica, un network, un franchising di Proloco. Mettiamo una croce in realtà franchising, no, qui è proprio il contrario. Assolutamente. Assolutamente. Come dicevo, l'identità di progetto è la stessa, territorio, Lazio e valorizzazione insomma delle eccellenze che fanno riferimento a piccole realtà e quindi l'idea è quella di dare proprio volto e voce, e non voglio enfatizzare ma è così, a delle piccole realtà, quindi non stiamo parlando delle eccellenze italiane ma dell'eccellenza del territorio. In questo caso del Lazio. In questo caso del Lazio. E il motivo insomma dell'acronimo DOL è questo, denominazione di origine laziale, denominazione locale. C'è una differenza, come si diceva prima, tra DOL, che è via Panaroli, e via Pinciano, perché sono due realtà imprenditoriali assolutamente diverse, c'è una condivisione molto forte con l'identità del progetto, però chiaramente poi ognuno cerca di esprimerla in modo diverso, uno perché siamo in due zone diverse, poi perché siamo persone C'è Forza Lazio e Forza Roma, come funziona? Cioè, no, sempre in realtà Roma, è questo. È sempre Forza Roma. È sempre Forza Roma calcisticamente, Forza Lazio come territorio. Con tranne delle piccole incursioni insomma, di prodotti che chiaramente non sono legati al territorio ma fanno parte della tradizione, in particolar modo di Roma, come può essere il baccalà o eventualmente il riso con il supplì, e poi altre piccole cose che noi in questi anni stiamo cercando di far arrivare qui a Proloco, ma sono sempre legate a piccoli progetti fatti da ragazzi e legati a delle realtà di territorio molto piccole, che in quel caso, almeno dal nostro punto di vista, diventa doppiamente territorio. Cioè territorio per cercare di valorizzare questo territorio, ma non significa alzare muri per non far arrivare delle cose che hanno la loro comunque importanza. I muri vanno bene, quelli che ci sono qua, che quelli sono attirano anche molto piuttosto che dividere, anzi uniscono, e quindi ci fa molto piacere. No, io pensavo di essere venuto in una pizzeria, cioè voi fate la pizza. Sì. Ecco, no, anche perché va detto insomma che pizza. Con la pizza poi si possono fare le stesse cose con i ristoranti, insomma, questo ormai è chiaro, però magari lo spieghiamo a chi ci sta guardando, quindi solo pizza. No, noi siamo pizzeria, ristorante e gastronomia. La matrice è sempre la stessa, quella dei prodotti del territorio provenienti da piccoli produttori a filiera certa, e in più a quello che ha detto Fiorentina aggiungerei che il Proloco poi comunque oltre il lavoro proprio del ristorante o della pizzeria è attivo anche su altre linee come quella della solidarietà, e in questo vorrei un po' la nostra motrice. Quindi va tutto fin di bene, tutto Sì, Proloco, è una sorta di fondazione, Proloco, c'è nel senso c'è un fine molto alto. C'è anche un fine, sì. Allora, come struttura, come dicevo prima, come stava dicendo prima lui, abbiamo la parte della gastronomia e abbiamo anche messo il bancone per questo motivo, per far vedere immediatamente il prodotto. Sì. Partono dei piatti dalla gastronomia che chiaramente danno la possibilità ai nostri clienti di vedere e di assaggiare in modo insomma più netto, cioè chiaro, cioè il prodotto, quindi i taglieri o delle combinazioni. Dalla cucina invece abbiamo dei fritti che fanno parte in particolar modo della tradizione proprio di Roma, quindi il supplì, insomma delle crocchette e altro, con dei primi piatti, secondi e dolci. La pizzeria classica, però con l'abbinamento di prodotti del territorio, quindi le nostre pizze le prendiamo oltre all'impasto, che insomma ha un riscontro notevole nei nostri clienti perché lo ritrovano anche molto leggero, e
per semplificare, insomma, come dire, per far capire, insomma, noi abbiamo una pizza che non è quella strettamente romana, molto sottile, ma un cornicione, insomma, cioè più alto, quindi c'è stato un... Può ricordare quella napoletana? Mettere insieme le Può due ricordare identità. quella napoletana, ma non siamo così. Anche perché quella romana si vende a chilo e quindi... No, quello è un altro tipo di pizza, quella che si vende a chilo. Nelle pizzerie al piatto, la pizza romana è un po' rappresentata da quella pizza molto sottile che noi abbiamo un po' lasciato come sistema, abbiamo approcciato un pochino più quello che è il sistema della lievitazione e della pizza che fanno in Campania, ma senza, per carità, minimamente voler essere così arroganti di pensare di arrivare a quel livello, perché la pizza che fanno in Campania a Napoli è ancora oggi irraggiungibile. Però noi abbiamo... lei? Sì. Però È noi un'altra- abbiamo un è un'altra vantaggio. Mi piace questo rispetto con la vicina Campania da parte È di Roma. un'altra È un'altra cosa. Ecco, comunque... Però in più abbiamo una cosa in più, Sì. perché noi puntiamo molto appunto su quello che poi è il perno centrale proprio di tutto il progetto, che sono i prodotti. E devo dire che la differenza della nostra pizza, anche con quella campana, la fanno i prodotti. Su questo posso spendere sicuramente anche la mia faccia. non è patrimonio dell'UNESCO la pizza, quindi chiaramente deve essere usata a livello locale con i prodotti e quindi è il piatto più famoso. C'è anche un pizzaiolo che sta già lavorando, perché voi siete... Il ragazzo è l'aiuto pizzaiolo. Lei è il pizzaiolo? Gianni. Ecco, Sì. Gianni. L'ha detto. Lei fa le pizze? Faccio le pizze, sì. Ecco. E Cosa raccontiamo delle quindi lei pizze? ha ottenuto 3 spicchi in un certo senso, no? Sì. Perché qui hanno premiato la pizza, poi magari per il Hanno ristorante premiato il ci sono lavoro di altri... tutti, devo dire, in questo 3 spicchi, 1, 2, 3. Perché comunque siete sempre partecipi Sì, in assolutamente. qualsiasi cosa che si fa. E questa pizza come viene servita? Perché poi a Roma, adesso parte, voi avete 3 spicchi dell'anno scorso, diciamo che a Roma tendenzialmente c'è la pizza al taglio a pranzo, velocemente con le 3 rotelle, no? Ce ne sono alcune di insegne a Roma piuttosto che a Napoli, dove ce n'è uno, e la sera ecco che si mangia la pizza in degustazione a spicchi, quindi La nostra non è una pizza in degustazione, è una pizza, mi permetto di dire questo perché la pizza secondo me deve avere, insomma, bisogna lasciare alla pizza la sua identità. Mi piace vederla tonda, insomma, nel piatto, in un piatto che sia piatto, e siccome i nostri prodotti, insomma, già in qualche modo fanno molto la differenza, perché sono dei prodotti, cioè non abbiamo il Parma, ma abbiamo soltanto i prodotti, insomma, i prosciutti, quelli, insomma, c'è del Lazio, abbiamo ritenuto di portare la pizza senza farla a spicchi e dare enfasi a qualcosa che, insomma, non E aggiungerei è necessario. Anche nella sua imperfezione la pizza comunque può essere ottima, anche se qualche volta può essere leggermente scottata, un po' bruciacchiata, però è quello che dà il carattere all'origine, perché ultimamente si tende a, non dico industrializzare, è tutta parola, insomma, ma presentare in realtà una pizza perfetta. La pizza perfetta non può esistere, perché viene fatta ancora a mano, la lievitazione è sempre spontanea, bisogna dialogare con l'impasto, perché molto spesso se non ci si capisce quello poi non reagisce come uno vorrebbe. E la stessa cosa con il forno a legna purtroppo non è programmabile, non si possono stabilire i tempi di cottura, tanto meno la temperatura, tanto meno il grado di umidità, per cui la imperfezione anche nella pizza forse è un carattere importante che non va dimenticato. Ultimamente vedo che qualcuno cerca di allontanarla questa cosa, ma non va bene. La pizza deve essere imperfetta, non perfetta. Sono perfettamente d'accordo, e questo per dire che voi siete aperti comunque pranzo e cena. Sì, Quindi certamente. ecco, questa cosa, poi questa scelta permette poi di servire anche pizze a pranzo tutti i giorni, non c'è mai il giorno di chiusura. Con una scelta semplicemente diversa, mentre a pranzo c'è un menù che cambia tutti i giorni, perché è un menù chiaramente molto più leggero per una clientela che ha dei tempi molto più ristretti. La sera invece abbiamo un menù molto più ampio, stagionale, con delle aggiunte comunque di piatti, di pizze, di altre cose che ogni sera comunque cambiano. Quindi abbiamo già di nostro, per quanto riguarda le pizzerie, una quarantina di pizze, oltre a tutta la cucina e la gastronomia, e a questo ogni sera, a seconda della disponibilità e anche di qualche prodotto che arriva nuovo, mettiamo qualche piatto, insomma, c'è in più. E anche per questo ogni nostra pizza abbiamo dato un nome a secondo dell'elemento principale che stiamo usando, per far capire anche la differenza. La Monte San Biagio, la rossa piccante,
la terra e il mare, quindi oltre alla margherita classica e alla marinara abbiamo tutte quante le altre pizze che hanno un nome insomma diverso. Si mangia la pizza a pranzo? Cioè c'è più ristorante, più pizza come a pranzo c'è probabilmente in alcuni giorni c'è più cucina e meno pizzeria, la settimana assolutamente più pizzeria e meno cucina. La sera c'è una grande predominanza della pizzeria, in particolar modo dal giovedì alla domenica, e la cucina fa più da supporto con dei fritti e dei dolci sono i secondi. È da dire che noi che siamo sostenitori della pizza siamo un grande vantaggio sul ristorante. È chiaro che insomma la pizzeria quindi unisce appunto, fa rende più tranquilli, no? C'è un concetto diverso dell'approccio al cibo, per un'altra cosa. Bene, i prezzi delle pizze ad esempio? Dagli 8 ai 15. Quindi stiamo parlando delle pizze speciali, che chiaramente hanno insomma un condimento con alcuni prodotti più di nicchia e dei condimenti chiaramente più elevati. Il nostro pizzaiolo magari ha una pizza a cui è particolarmente legato. Pizza a cui si è particolarmente legati ce ne sono un paio, tutte le varie speciali di cui parlava prima Fiorentina sono state un po' ideate e create un po' da noi, diverse dallo standard usuale. Per cui dalle varie scarole, verdure tipiche romane, condite con olive, capperi, ci sono queste speciali lardello fatto con la bufala di Amaseno sfilacciata, le cipolline di Cori, il lardo della Marcigliana. Qui abbiamo cercato una ricerca Non lo so tutte. è difficile, è come un figlio. La domanda perché è curioso pure lei, l'occasione per sapere. La bianca della Tuscia, perché è diventata la nostra margherita. Non vale, la risposta data da lei. È la nostra margherita. Ed è alto latte, quindi non mangio l'alto latte. Allora, base di fior di latte che sempre c'è a Maseno, c'è il fiocco della Tuscia che è un formaggio che viene da Cinque Castellana con l'aggiunta di fine cottura del lardo. E la nostra margherita invece è quella che noi chiamiamo nuda e cruda, che è una base di pomodoro con la bufala strappata a mano messa a fine cottura. Queste due hanno sostituito diciamo, la nuda e cruda, quella che invece è la margherita che si chiede insomma, in modo classico nelle pizzerie, e la bianca della Tuscia, nonostante il lardo, la prendono anche le signore che sono a dieta. Che quindi sono una buona fetta del mercato. Assolutamente. Bene, io ringrazio. Un cenno per non dimenticare comunque che Proloco Vinciano è un'azienda, Proloco Do è un'altra azienda, ma la madre di tutte queste aziende si chiama Do, di origine laziale, che è Vincenzo Mancino, che è l'idea. Quindi alla fine non c'era neanche la gara. No. No. C'è un gioco di parole che Vincenzo Mancino diciamo stato è stato ricercatore dei prodotti delle eccellenze del Lazio per tempo infinito, e diciamo molte di queste scoperte, molta di questa ricerca l'ha fatta esclusivamente. C'è qualcosa che supervisiona lui. Ma sui prodotti. Poi del resto siamo molto gelosi. 10 anni fa, vi dico la storia in breve, anzi 15 anni fa, lui non è assolutamente del Lazio, come me del sud, lui è lucano, io sono campana, incuriosito dal fatto che il Lazio insomma, si esponeva semplicemente con il pecorino, ha cominciato a cercare dei piccoli produttori, l'ha messo insieme, la prima realtà è stato un negozio piccolo sempre a via Domenico Panaroli, dopodiché è iniziata una distribuzione di questi prodotti. E dopodiché hanno deciso insomma, di mettere anche di allargare ancora di più insomma, c'è il discorso, e hanno aperto insomma, un locale, sono spostati di poco insomma, di 100 metri, e sempre via Domenico Panaroli hanno messo la Proloco d'Olio. Loro fanno una pizza assolutamente diversa dalla nostra, perché in teglia, noi facciamo una pizza invece al forno. Per questo le dicevo che c'è assolutamente condivisione per quanto riguarda la realtà del progetto, però poi c'è una diversificazione per quanto riguarda insomma, l'aspetto commerciale e imprenditoriale. Perché noi siamo più bravi. Vi hanno dato 3 spicchi a voi come a loro, però. Per due prodotti insomma non ce ne sono 4, allora siamo così. Bene, complimenti quindi alla Proloco Pinciano, e poi noi ci sentiamo telefonicamente, perché qui chiaramente abbiamo realizzato il video. Bene, grazie.